Si chiama Piano di manutenzione dell'Isonzo ed è uno studio commissionato dalla Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato ATO orientale goriziano, presentato a Palazzo Attems a Gorizia davanti a gran parte dei 25 sindaci delle municipalità componenti appunto l'ATO, ovvero l'ambito territoriale ottimale, parimenti alla provincia goriziana. Uno strumento quanto mai opportuno in un momento nel quale le recenti perturbazioni hanno riproposto il problema della tenuta dei corsi d'acqua proprio per la mancata cura prestata all'alveo e all'habitat nel quale scorrono. Soddisfatta l'assessore regionale all'ambiente del Friuli Venezia Giulia, Sara Vito. Già che si parli di un piano di manutenzione, questo già è sinonimo, è già indicativo del fatto che il fiume va trattato con rispetto e anche appunto con tutte le cognizioni del caso. Ci sono un'analisi conoscitiva importante, ma anche c'è una elaborazione di schede tecniche anche progettuali. Diciamo che la Regione non può che raccogliere la qualità di questo lavoro e fare tutte le valutazioni del caso, quindi diciamo ci appropriamo anche noi di questo strumento tecnico che può essere utile nell'ambito della pianificazione degli interventi che faremo. E quello che è la vera sfida che sta proprio alla base del lavoro che deve fare un assessorato all'ambiente della Regione è quella di lavorare in prevenzione, no? Quindi non più interventi solo d'urgenza, ma programmazione e pianificazione degli interventi da fare sui fiumi della nostra Regione. Tra gli interventi proposti dal piano il controllo della vegetazione golenale, le sistemazioni golenali ed il risezionamento del corso d'acqua, senza dimenticare interventi strutturali come l'incentivazione delle colture praticole nell'area prospiciente al fiume e la definizione di rigorose norme edilizie a proposito di edifici e manufatti in golena. Inoltre il documento suggerisce il ripristino dei canali di scarico e l'installazione di paratoie per scongiurare il rigurgito dello scarico stesso in caso di piena, arrivando a prefigurare la creazione di un bacino golenale per consentire il controllo dei picchi giornalieri per finalità ambientali e favorire la produzione di energia elettrica.